Buongiorno castori, stiamo andando verso Visso, siamo partiti da quanto? Una mezz'oretta? Sì. Una mezz'oretta, naturalmente la strada parte in salita perché non parte mai in discesa e la giornata oggi sembra promettere bene, il cielo un po' si è aperto e speriamo che il sole non ci distrugga, anche se oggi la tappa sarà quasi tutta sotto gli alberi, dovremo stare abbastanza tranquilli. Una salita tremenda, sono 3 km di salita verticale, una pendenza incredibile, tremenda, tant'è che abbiamo incontrato altre due persone che hanno detto allora c'è qualcuno che la fa in salita. Sì, No, che devastante. fortuna. Sei pronta? Ah, montagna mia. La soddisfazione di controllare il GPS e il pallino si muove velocemente, significa che abbiamo fatto un sacco di distanza. Ok, dove siamo? Quanto ci manca? Siamo quasi ai casali dell'acquaro, vedi? Scendiamo qua sotto, ora arriviamo. Ok. Ok. Sono buonissime. Sì. A me piace questo Fisalis e questa papaya, mi fanno impazzire. Mm-mm. Giuro che non sto nell'orto di casa. Le ho già mangiate, mangiatele. Non ne vuoi? No. Figura, eh? Guarda quella. Muore vicino a te. Siamo arrivati a Visso finalmente. È quasi l'una. Dietro di me c'è il guardiano qui che ci aspettava. Niente, poi ci andiamo a mangiare qualcosina, è stata una lunga passeggiata, 12 km tra salite e discese, più salite che discese, e andiamo a mangiarci qualcosina, sì, abbiamo piuttosto fame, anche se sono un paio di giorni che abbiamo fatto scorta di calorie. E niente, sta iniziando a piovere, sì, 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 vabbè dai, un po' d'acqua fresca fa sempre bene. Fame? Tanta. Ci siamo fermati in questo posticino carino adesso perché abbiamo finito e niente, e poi andiamo a dopo un buonissimo pranzo ci siamo finiti, sì, siamo proprio finiti qua. Siamo arrivati al bed and breakfast Il Borgo e è tutto così carino, poi ovviamente la loro struttura è stata segnata dal terremoto, infatti tutte le stanze sono proprio delle capannine di legno, vero? Sì, le hanno rifatte. Di legno, però è bellissima, Meraviglioso. tutto stupendo. Meraviglioso. E poi volevo dire una cosa che delle volte quando non diciamo dove ci siamo fermati è perché non ci siamo sentiti veramente bene. Cioè era ok, ma non ottimo. Quindi Sì, perché perché magari ci sono delle cose che non ci sono piaciute
E così un giudizio contrastante delle volte c'era. Sì, 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 Quindi perché secondo me, secondo noi, anzi, non basta semplicemente che una cosa sia buona, sia fatta bene, cioè a noi ci piace un sì, po' sì, l'ospitalità in un certo modo, tutto qua. sì, Poi se non è perfetto va benissimo, certo. però se è perfetto e non c'è l'ospitalità, allora non va più bene. Mm. Quindi diciamo solo i posti in cui ci siamo trovati benissimo. Andiamo a fare un po' di provviste per domani, va? La Rita è rimasta in camera a riposare, io vado a prendere un po' di panini per alimentare qua vicino, prendo pure una bottiglia d'acqua perché non so se qua l'acqua la posso ricaricare nelle borracce. E niente, domani si parte per Fiastra, sarà una bella ammazzata, ma siamo pronti al peggio. Panini presi, ora si ritorna nella stanza, faccio una bella dormita, così poi a cena andiamo dove siamo stati a pranzo. Io mangio un'ottima grigliata mista, io stasera mi sa che mi prendo i tagliolini là al cinghiale, pappardelle al cinghiale, oddio che bestemmia che ho detto, pappardelle al cinghiale, un goccetto di vino così si dorme meglio, domani mattina alle 4 partiamo. Ultima tappa purtroppo, ci mancherà tanto il grande anello, questo è poco ma sicuro. Eccoci, abbiamo appena preso la cena, qui è dalla Filanda, passateci assolutamente se passate a Visso, si mangia benissimo. Abbiamo fatto pranzo, abbiamo fatto cena qua, quindi... Sì, sì, quindi ormai ci abbiamo preso la residenza. Io ho preso un sacco di lenticchie. come ieri. Sì. Diventerà una lenticchia alla fine di questo viaggio. Io ho preso le pappardelle al cinghiale come vi ho promesso. Peso, sai? Sbrigati a fare questo video. Ok, va bene, niente, andiamo a mangiare, c'è la Coca-Cola, c'è l'acqua, ci sono le lenticchie, ci sono le pappardelle e domani si va a Fiastra. Sì, certo. Olio. Sale. Le patate le prendiamo dopo. Lì. Come butta? Volevo evitare, però mi è venuta la mia bellissima allergia al sole che ho, che è un'orticaria solare, qui sull'avambraccio, perché comunque è la parte più esposta al sole e facendo continuamente così con i bastoni, me la sono fatta venire nonostante comunque mettessi tantissima crema, 3-4 volte al giorno. E